Chi ha visto il vento? Né voi né io. Ma quando gli alberi chinano il capo, vuol dire che il vento sta passando. Cristina Giorgina Rossetti. Buongiorno a tutti. Sono Fatima e sono qui per il consueto appuntamento sulla rubrica del benessere. E oggi parleremo di un massaggio molto particolare che viene chiamato la danza del vento ed è un massaggio che si fa con i pennelli. È un antico massaggio orientale e in Cina, dove veniva molto usato, molto attuato, molto praticato, lo facevano nell'antichità con le piume di pavone o di struzzo, quando non usavano i capelli delle donne, se erano sciolti, oppure la punta delle trecce dei capelli delle donne. È un massaggio antico, come ho detto, però in realtà molti erroneamente credono che sia un massaggio relativamente moderno. In realtà questo errore nasce dal fatto che attribuiscono l'ideazione di questo massaggio a una signora di nome Diane Deleuve, che è una signora francese che in realtà ha il merito di aver messo a punto il protocollo vero e proprio tra il 2000 e il 2010. E da qui nasce l'idea che appunto sia stata lei a creare questo massaggio, invece in realtà le sue origini sono ben precedenti. Questo massaggio si differenzia dagli altri perché, da quelli di cui ho parlato finora, perché come ho detto prima, essendo fatto con i pennelli, non lavora, ha la particolarità di non sollecitare l'apparato muscolo-scheletrico, ma di lavorare sul sistema pilifero e quindi agisce sulla parte più superficiale del corpo e stimola, quindi senza essere invasivo, donando benessere e tranquillità e rilassando e trasmettendo delle emozioni incredibili, perché provoca appunto un particolare genere di vibrazioni e di sensazioni piacevoli grazie al fatto che è eseguito con i pennelli e rimane molto superficiale. Le mani sono bandite in questo massaggio. È anche vero che questo massaggio ha degli effetti positivi anche a livello fisico, perché le cellule che sono così stimolate vengono rigenerate più velocemente e questo fa in modo che la pelle appaia più luminosa. Inoltre, stimolando il microcircolo, stimolando la circolazione superficiale sia linfatica che venosa, risulta drenante e detossinante, perché appunto stimola la circolazione linfatica e quindi dà un aspetto più compatto alla cute e distende contemporaneamente, per quanto in maniera breve, perché chiaramente il passaggio è breve, quindi la durata non è permanente, distende anche le rughe, perché stimolando l'ossigenazione dei tessuti, anche per quanto superficiali, appunto, le rughe vengono distese. Però è un massaggio olistico e quindi coinvolge, oltre al fisico, anche il corpo, oltre al fisico, oltre al corpo, anche la mente e lo spirito, come tutti i massaggi olistici, perché è una tecnica appunto particolare e quindi riequilibra i meridiani energetici e regala dei benefici anche a livello psicologico, perché grazie alla stimolazione dell'apparato pilosebaceo riesce ad agire sui blocchi emozionali e quindi coinvolge anche i sentimenti. Infatti il massaggio, il movimento dei pennelli non è casuale.
bensì è studiato, perché i pennelli devono essere passati sul corpo con delle manovre particolari, perché devono rispettare l'orientamento naturale dell'impianto del sistema pilifero. E quindi grazie proprio a questa particolarità, questo massaggio coinvolge il piccolo muscolo erettore del pelo che è quello che dà la possibilità di provare queste sensazioni piacevoli, e quindi dal punto di vista emotivo dà un grande benessere, è un forte giovamento e per cui ha un notevole effetto antistress. Però, contrariamente a quello che si può pensare, non genera, almeno così mi dicono, non genera solletico e fastidio. Però se noi ci pensiamo un attimo, quando noi abbiamo i brividi, abbiamo la pelle d'oca, se noi veniamo sfiorati superficialmente, la nostra pelle viene sfiorata superficialmente, questo ci crea dei brividi della pelle d'oca, perché più superficiale è il tocco, più a fondo va a colpire, a smuovere. Quindi andiamo a coinvolgere emozioni, andiamo a coinvolgere questi nostri, anche dei nostri sentimenti, anche la nostra parte un po' nascosta, diciamo, quella che non manifestiamo normalmente. Per cui con questa tecnica, che in realtà agisce coccolandoci delicatamente, noi riusciamo anche, essendo appunto molto molto rilassante, riusciamo anche a tirar fuori, manifestare esternamente le emozioni che abbiamo dentro e che sono ben radicate in noi, e facendo questo noi ci liberiamo, e per cui otteniamo, oltre a un effetto antidepressivo, otteniamo anche un rilassamento per quello che riguarda lo stress, e quindi combattiamo anche l'insonnia, perché molte volte l'insonnia è data da delle tensioni che noi abbiamo, e questo massaggio invece favorisce proprio la distensione del nostro anche sistema nervoso, oserei dire, oltre a ristabilire il sistema energetico, perché comunque dà rilassamento e dà anche, successivamente, dà anche vitalità. Questo è sempre quello che riferisce chi l'ha provato. Quindi noi andiamo a rimuovere in realtà quei ristagni perché riusciamo a portare all'esterno le tensioni, quindi andiamo a rimuovere quei ristagni energetici che sono appunto alla base anche di quell'accumulo di tensioni che abbiamo durante la giornata. E ovviamente con questo massaggio non vengono usati degli oli, perché essendo usati dei pennelli che sono diversi in base alla parte del corpo da trattare, non vengono usati oli e altre cose perché non dobbiamo fare scivolare le nostre mani sulla pelle, i pennelli scivolano da soli. E quindi, come ogni massaggio, ovviamente richiede una preparazione, perché le manovre e i movimenti dei pennelli sono a circuiti chiusi, cioè tornano sempre al punto di partenza, però ci sono una serie di diverse combinazioni che bisogna fare, che bisogna conoscere, che bisogna sapere, e quindi l'operatore si concentrerà maggiormente come intensità e come tempo dove c'è più bisogno, cioè nelle terminazioni, perché sono i punti in cui le tensioni si accumulano maggiormente. Per esempio, molte volte la rabbia e le preoccupazioni sono più concentrate sulle spalle, la paura sui reni e sulla zona lombare, nella zona bassa quindi della schiena, e il dolore è normalmente localizzato al torace,
Allora, questo è un massaggio che aiuta a riconsiderare delle zone del nostro corpo delle quali magari ci siamo dimenticati e che rivaluta, diciamo, tutti i particolari del nostro corpo, anche quelli che normalmente trascuriamo. E aiuta ad aumentare la sensibilità perché ci invita a sentire, ad ascoltare il nostro corpo attraverso queste sensazioni che noi proviamo. Perché, come dicevo prima, appunto, è il significato olistico di questo massaggio che coinvolge ogni aspetto, perché considera l'interezza della persona. In quest'ottica si capisce che è fondamentale e importantissimo il rapporto tra l'operatore e il ricevente, perché, come sempre, acquista un'importanza proprio perché ci deve essere quell'empatia che muove il massaggiatore, perché il massaggiatore deve essere aiutato a comprendere l'altro, perché il massaggiatore in questo massaggio, in queste manovre, deve capire e sapere quando insistere, come deve insistere e senza forzare, senza creare disagio, e rispettando i tempi di chi riceve il massaggio, perché i movimenti appunto devono trasmettere questa sensazione di pace e di rilassatezza e dovranno essere quindi lenti e mirati. Questa è quindi la danza del vento ed è così chiamato questo massaggio particolare in virtù di queste manovre sulla superficie del corpo, che rilasciano dei benefici e dei piacevoli brividi, come se fosse una carezza del vento che ci scivola sulla pelle, come se questa brezza ci scivolasse addosso, danzando su di noi e rilasciando la sua energia positiva e questa coccola speciale. Questo massaggio è il massaggio, diciamo, un massaggio superficiale, però, come avete sentito, agisce effettivamente nel profondo. Ogni massaggio ha la sua caratteristica e questo appunto è un massaggio particolare perché forse è l'unico massaggio, uno dei pochi, no, ce ne sono anche altri, dove non vengono usati appunto degli oli. E io per oggi ho terminato. Però ci sentiamo la prossima volta per un'altra spiegazione, vi presenterò un altro massaggio, che sarà particolare anche quello, e vi aspetto quindi qui lunedì prossimo alle 11:30 sulle frequenze 90-60 di Radio Conegliano, oppure al sito www.venetoglobe.com alla rubrica benessere, se per caso vi siete persi qualche puntata, o semplicemente se volete invece contattarmi potete telefonarmi al mio studio al numero 349 190 6880 oppure 345 812 0427. Vi ricordo che io sono a Conegliano e che per tutto il mese di marzo c'è ancora la promozione valida per le donne, quindi se volete fare un regalo a una donna, se volete farvi un regalo a un'amica o alla vostra compagna, comunque la promozione è riservata alle donne, cioè a chi riceve il massaggio deve essere donna. E in questo caso c'è la promozione ed è un massaggio rilassante al costo di 45 euro invece che 60 oppure un massaggio alle gambe con le coppette al costo di 30 euro, di 25 euro invece che 30 e questo vale per tutto il mese di marzo. Poi ad aprile penseremo agli uomini. Con questo vi saluto, vi abbraccio tutti, tanti saluti da Fatima.